Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Il nuovo sfogo sui social della vittima della violenza di gruppo a Palermo: mi state portando alla morte. Intanto c'è attesa per l'udienza del Tribunale del riesame che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione di 3 dei 7 ragazzi coinvolti nello stupro. Picchiato all'entrata del Parco Gioeni a Catania, la denuncia della mamma: mio figlio finito in ospedale per colpa di chi vuole controllare il territorio. Il video shock dell'aggressione. Scontro sull'aeroporto di Catania, il contrattacco di Trantino, non si dimettono, la Chioccia non abbandona i suoi pulcini. L'amarezza del procuratore di Palermo De Lucia nel giorno del ricordo di Libero Grassi: troppi imprenditori pagano ancora il pizzo, in tanti chiedono favori ai boss. La storia di Orazio: Netturbino a Gela per necessità, con in tasca la laurea in economia. Al Teatro Greco di Taormina la storica coppia di cantautori italiani De Gregori Venditti per un viaggio nel tempo con la loro musica che racconta le emozioni del nostro paese. Il Catania si presenta alla città, dirigenti, staff tecnico e giocatori ricevuti a Palazzo degli Elefanti. Buonasera, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Stanca e minaccia il suicidio, la vittima della violenza di gruppo a Palermo, un nuovo post sui social nel quale la si additava come consenziente. La ragazza risponde: mi state portando alla morte. È attesa dunque anche l'udienza del Tribunale del riesame che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione di 3 dei 7 ragazzi coinvolti nello stupro. Sentiamo Manlio Viola. Continuano gli attacchi social alla vittima dello stupro del Branco avvenuto a Palermo lo scorso 7 di luglio. Dopo aver parlato alla fine della scorsa settimana, la ragazza torna sempre sui social e stavolta la sua esasperazione per gli attacchi che riceve proprio attraverso numerosi post ha raggiunto un punto che rischia di essere di non ritorno. Sono stanca, mi state portando alla morte, io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più, non ho voglia di lottare né per me né per gli altri, non posso aiutare più nessuno se sto così. Lo scrive lei stessa sotto forma di sfogo in un commento su Instagram ad un post in cui la si accusa di aver acconsentito al rapporto con il gruppo di stupratori, 7 in tutto. Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così, aggiunge. E ancora, se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore. Il post è stato scritto sopra un commento in cui si addita la ragazza accusandola di essere stata consenziente. Intanto si terrà domani l'udienza davanti al Tribunale del riesame che dovrà decidere sull'istanza di scarcerazione di Cristian Maronia, uno dei 7 ragazzi arrestati per lo stupro della 19enne palermitana. Per l'8 settembre è fissato invece il riesame per Elio Arnao, mentre non è stato ancora deciso quando i giudici si pronunceranno sulla richiesta di revoca del carcere di Samuele La Grassa. Maronia, Arnao e La Grassa sono stati arrestati a distanza di 3 settimane dai fatti. Subito dopo la violenza, grazie alla denuncia della vittima, erano invece finiti in cella Angelo Flores, Cristian Barone e Gabriele Di Trapani e un minorenne. Il Tribunale della Libertà per loro 3 ha confermato già il carcere. Il minorenne, originariamente scarcerato dal GIP, è stato poi riarrestato nei giorni scorsi dopo aver postato video che dimostravano l'assoluta mancanza di qualunque ravvedimento. E nel frattempo il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria nei confronti dei siti che hanno diffuso le generalità della vittima della violenza sessuale di Palermo. L'autorità si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti necessari e di informare l'autorità giudiziaria, nonostante le regole deontologiche dei giornalisti che impongano di rappresentare fatti di cronaca di questa gravità senza indugiare in dettagli che possano portare appunto ad individuare la vittima. Da Palermo a Catania ancora storie di violenza. Questa volta un 18enne è stato aggredito, pensate, solo perché passava da una strada che un gruppo di bulli considerava di propria gestione. È accaduto appunto a Catania all'ingresso del Parco Gioeni. Il video di questo ennesimo episodio di violenza. Ce lo racconta tutto Lorena Dolci. È un sabato sera come tanti a Catania. Piero, lo chiameremo così, vuole raggiungere i suoi amici in centro. Siamo nella strada sopra la fontana del Tondo Gioeni, in via Albertone Matteo. È uno dei tanti punti d'incontro dei suoi coetanei. Ma quella non è una strada come tante. Qui comandano loro, i bulli del quartiere, e decidono chi deve passare e chi invece no. Guardate in questo video drammatico cosa succede non appena arriva il ragazzo sulla moto.
un'aggressione selvaggia e immotivata. Sono calci e pugni contro una persona già a terra indifesa. Un pestaggio che poteva finire anche peggio, interrotto da un ragazzo che interviene e allontana gli aggressori. Piero, 18 anni appena compiuti, finisce in ospedale con una prognosi di 25 giorni per i traumi riportati. Adesso è a casa, dolorante ma coccolato dagli amici che cercano di fargli dimenticare questa brutta esperienza. La mamma ha deciso di presentare denuncia. Il video che state vedendo dopo aver fatto il giro dei social è adesso nelle mani degli inquirenti. Un indizio per fare luce su una terra di nessuno, un rettilineo che diventa pista per le impennate, dove non c'è nessun controllo, solo la legge del più forte. E adesso lo sentivate nel servizio, sentiamo la testimonianza della madre del 18enne che dice: è punito da chi vuole gestire la zona. Denuncio per difendere chi potrebbe trovarsi come mio figlio in questa situazione. Sentiamo. Come sta adesso tuo figlio? Allora, mio figlio sta discretamente, ha riportato dei danni abbastanza lievi rispetto all'aggressione che ha subito, per fortuna, perché aveva il casco, quindi ha un leggero trauma cranico, un leggero dolore alla gamba, anche al collo, e deve portare per almeno un mese il collarino. Che idea ti sei fatta di quello che è successo? Allora, innanzitutto ho pensato che è successo in una zona della città che tutto sommato è in un'area buona della città, ma che sicuramente è una zona non controllata. Penso che ci siano delle persone come questi tizi che si sono potuti permettere di gestire la zona, cioè dicendo ai ragazzi: tu da qui passi, tu da qui non passi, tu non impenni con la moto, il prossimo che passa gliele suono. E così è stato, e quindi mio figlio è stato il malcapitato in questo caso. Che cosa vorresti dire a questi ragazzi? Io sono dispiaciuta per voi, perché invece di uscire la sera, andarvi a divertire, andare a ballare, a mangiare una pizza, andare a scherzare con i vostri amici, uscite pieni di rabbia e di rancore, e quello che voi avete combinato ha creato un danno a mio figlio, ma creerà maggiori danni a voi sociali, creerà danni ai vostri genitori, creerà dispiacere alle vostre famiglie, a chi magari vi conosce e non sa quello che fate la sera. Voi avete presentato denuncia, perché avete deciso così? Se io non avessi fatto questo, magari loro ritornano là un'altra sera, gli dà fastidio che passano i ragazzi con la moto e decidono di picchiare un altro ragazzo. Magari l'altro ragazzo non ha il casco, magari l'altro ragazzo sbatte la testa, e invece di essere qui la madre a parlarne è in rianimazione. Quindi io questo l'ho fatto per proteggere i figli degli altri. Un 49enne è stato trovato morto dalla polizia all'interno della sua auto posteggiata sulla strada della Scogliera di Catania, non lontana da uno stabilimento balneare. Dopo un sopralluogo delle forze dell'ordine, accanto al cadavere nella vettura sarebbe stata ritrovata una pistola, da qui l'ipotesi che farebbe pensare a un suicidio. L'uomo, di cui ancora non sono note le generalità, si sarebbe sparato un colpo di pistola in testa utilizzando la pistola che deteneva legalmente. Voltiamo ancora pagina. Il sindaco di Catania Trantino ribadisce la sfiducia verso i vertici dell'aeroporto di Catania e dice: me l'aspettavo, la Chioccia non abbandona i suoi pulcini, rimangono le inadempienze nella gestione dell'emergenza dopo l'incendio di luglio. Tonino De Mana. Sindaco, su rifiuti e emergenza aeroporto lei umilmente ha chiesto scusa. Per la vicenda aeroporto, SAC, chi dovrebbe chiedere scusa? Non sta a me a dirlo. Io ieri in assemblea dei soci ho chiesto le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, avendo ritenuto che vi fossero gravi inadempienze in tutto il loro operato in relazione alla mancata assistenza dei passeggeri, che hanno comportato vere e proprie sofferenze, quindi ben più che disagi, che alla fine hanno determinato un ritorno negativo in termini di reputazione del nostro distretto, i cui danni non possiamo calcolare adesso, ma che certamente nella lunga saranno notevoli, per decine, se non, come qualcuno dice, centinaia di milioni di euro. Qualche associazione ha valutato un calo del 30% del turismo proprio per gli incendi in aeroporto. E purtroppo è così, o meglio, purtroppo è così, ho letto questo, non ho elementi per stabilire quanto siano fondate queste stime, ma certamente comunque il danno è notevole. I soci di SAC hanno respinto le dimissioni, e lei cosa si sente di dire? Nulla, assolutamente, purtroppo è normale che fosse così, la Chioccia difficilmente abbandona i pulcini. Quello che desidero però dire è che quando io leggo che il sindaco sarebbe rimasto solo, a giudicare dalla condivisione della mia iniziativa di ieri da parte di tutta la città, evidentemente non sono solo perché i cittadini hanno compreso che fosse una iniziativa ragionevole.
ci sono sempre poi dei giochi politici, chiamiamoli così. Io non intendo assolutamente alimentare questi giochi. Ho parlato con tutti i rappresentanti dei partiti che sostengono questo sindaco, questa amministrazione, ho comunicato loro quello che avrei fatto e quindi a quel punto ho agito. Lei ha detto che ci vuole per un ruolo strategico come quello dell'AD o comunque di vertice della SAC una persona competente, comunque brava. Che cosa voleva dire? E quando parliamo di infrastrutture strategiche come aeroporto, come porti, quindi come coloro i quali dovrebbero essere le prime società a consentire l'alimentazione di quel circuito turistico su cui si regge la nostra economia, è chiaro che devono andare dei manager che hanno competenze specifiche in campo trasportistico, in campo aeroportuale, e non possiamo prendere dei manager che magari saranno bravissimi nelle loro attività, ma che poi alla fine hanno dimostrato di non essere all'altezza dei loro compiti, mostrando evidenti lacune ed approssimazioni che poi hanno determinato quel che tutti quanti abbiamo potuto vedere. Ci sono anche dei risvolti politici per la presa di posizione del sindaco Enrico Trantino, scelto direttamente da Giorgia Meloni per amministrare Catania. Unisce anche le personalità più eccentriche di un gruppo che in poco tempo è volato dal 4% al governo dell'Italia. Luca Ciliberti. Enrico Trantino è l'uomo scelto da Giorgia Meloni in persona per rappresentare la più grande città amministrata da Fratelli d'Italia. Dal punto di vista politico si rivela essere espressione di una classe dirigente nuova che la stessa politica dell'isola fa fatica a interpretare. Il presidente Schifani su tutti. Parla di merito, di competenze, con il risultato di mettere all'angolo una certa arrogante burocrazia e la politica delle nomine, con un effetto deflagrante nel sottobosco degli equilibri del sistema Sicilia. Enrico Trantino in pochi mesi si sta dimostrando l'uomo che unisce anche le personalità più eccentriche di un gruppo che in poco tempo è volato dal 4% al governo dell'Italia, senza sudditanza, e il suo modo di affrontare il mandato lo dimostra quotidianamente: rigore e non populismo, e questo atteggiamento attira consensi e nuove adesioni nel partito. Le scelte di un sindaco sono sì scelte politiche, ma investono l'intera collettività, rifiuti, viabilità, sport, periferie, e quando un sindaco ritiene di esprimersi, in questo caso sulla gestione inadempiente, sono parole sue, dell'aeroporto di Catania, non lo fa in virtù della sua piccola quota percentuale di azioni nel CDA della SAC, ma lo fa interpretando un sentimento comune nella collettività e presentando un corposo dossier per avvalorare questa posizione. È inusuale, certo, perché spesso si è abituati a vedere sindaci obbedire a scelte di partito, leader o correnti. Invece il sindaco Enrico Trantino si è comportato con rigore, come si conviene a un uomo delle istituzioni, un valore da spendere per il partito di Giorgia Meloni, che si prepara ad affrontare le prossime elezioni europee con un occhio a destra e con l'altro al litigioso centro. Nuovo colpo della banda delle spaccate a Palermo. 2 uomini cappucciati alla guida a bordo di una Fiat Punto Bianca rubata hanno lanciato la vettura contro la vetrina del bar tabacchi interno a un distributore al confine tra Palermo e Villa Abate. Hanno portato via 500 euro e stecche di sigarette del valore commerciale di 2.500 euro. Poi con la stessa auto sono fuggiti. L'esempio di Libero Grassi rimane attualissimo, ma sono ancora troppi gli imprenditori che pagano e non denunciano. L'amarezza del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia nel giorno del ricordo dell'assassinio del simbolo dell'anti-racket ucciso 32 anni fa dalla mafia. Manlio Viola. Un manifesto scritto a mano è nuovamente incollato sul muro nel luogo dove venne ucciso. Una macchia di sangue è riprodotta a terra con la vernice spray. Con le modalità di sempre, per la 32esima volta i figli di Libero Grassi ne ricordano l'omicidio. L'imprenditore che si ribellò al pizzo fu assassinato di buon'ora dopo aver comprato il giornale come ogni mattina in via Alfieri a Palermo il 29 agosto del 1991. Ma i 2 figli non hanno mai voluto che sul posto fosse messa una lapide. Oggi, a distanza di tanto tempo, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, torna a proporlo. Il tempo dei testimoni non ha età. Libero Grassi sicuramente è un testimone ed è il motivo per il quale io mi auguro che possa trovare posto, se la famiglia lo vorrà, qui una targa che consolidi definitivamente e renda duraturo e perenne il ricordo di questo esempio e di questo testimone.
A ricordare a Libero Grassi anche il presidente della regione Renato Schifani e tutte le autorità civili e militari. Un ricordo che accade proprio nel giorno in cui il procuratore Maurizio De Lucia parla della nuova mafia, della sua evoluzione, ma anche del fatto che il pizzo si paga ancora e che sono tanti gli imprenditori che non hanno seguito l'esempio di Grassi, che addirittura cercano oggi i favori del boss. Una mafia che cambia ma non perde il controllo del territorio e una cultura mafiosa invece che resiste anche ai segni del tempo, alle vittime e ai ribelli. Confermata l'infezione da virus West Nile, la febbre del Nilo, su un paziente di 54 anni ricoverato alcuni giorni fa all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. A dirlo il risultato del test per la ricerca del genoma del virus nel sangue eseguito al Policlinico di Palermo. Il paziente, si legge in una nota, già sofferente di una patologia di base che lo ha messo in condizioni di fragilità nel contrastare l'infezione, ha sviluppato una forma neuroinvasiva di febbre appunto da West Nile. Voltiamo ancora pagina. Lampedusa, sbarchi diminuiti nelle ultime ore per le avverse condizioni del mare e nuovi trasferimenti in programma. L'emergenza però resta. La Premier Meloni affida i poteri per la gestione dei migranti al sottosegretario Mantovano. Emanuela Corsi. Si allenta la pressione a Lampedusa. Più di 1.800 migranti lasciano l'isola a bordo di navi, ma anche su 4 voli militari per Comiso, Pisa, Bari e Venezia. La prefettura di Agrigento e la polizia stanno cercando di fare in fretta per alleggerire la struttura di primissima accoglienza di Contrada Imbriacola, sfruttando anche queste ore di relativa tregua sul fronte degli sbarchi. Il forte vento di maestrale e il mare agitato hanno frenato le traversate nel Mediterraneo, ferme da domenica scorsa. Ma l'emergenza non è finita e dal governo arriva un tavolo permanente per gestire il fenomeno guidato dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Il nostro obiettivo è affrontare il problema in maniera pragmatica, con decisioni rapide e coordinate, ha spiegato il Premier Meloni a margine del primo Consiglio dei Ministri riunitosi ieri dopo la pausa estiva. Meloni scavalca così i ministri Piantedosi, Salvini e Tajani e accentra i poteri per la gestione dei migranti su un organo diverso, il CISR, Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica. I dati dicono che c'è un forte aumento rispetto all'anno precedente, ha aggiunto Mantovano, anche se, leggendo attentamente questi numeri, si assiste ad un rallentamento dell'aumento dei flussi migratori. La direzione intrapresa dal governo è quella giusta, accordi con i paesi del Nord Africa di partenza e transito dei flussi. A breve l'esecutivo varerà anche un nuovo decreto sicurezza che contenga i provvedimenti normativi per contrastare l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani. Tra le misure anticipate dal ministro dell'Interno Piantedosi, il rafforzamento degli organici, l'attivazione in ogni regione di centri di permanenza per il rimpatrio, rimpatri più veloci soprattutto per quei migranti ritenuti pericolosi. Ci fermiamo, una breve pausa, torniamo con altri servizi. Eccoci in studio, tutta da Netturbino e una laurea in economia e commercio in tasca. La storia di un operatore ecologico di Gela. Ogni tipo di lavoro è dignitoso, dice, e fare il Netturbino mi ha permesso di dare serenità e futuro alla mia famiglia. Gerry Italia. La tuta arancione, i guanti blu e una laurea in tasca. Quella di Orazio, il Netturbino dottore, è una storia tutta da raccontare. Orazio, 44 anni, lavora per la ditta che si occupa della raccolta di rifiuti in città dal 2014. Da 8 anni a questa parte gira per i quartieri col suo mini compattatore a ritirare la plastica e il vetro dalle attività commerciali, ma la sua storia parte da molto lontano. Nel 2004 Orazio lavora in amministrazione per una ditta che si occupa di rifiuti e nel frattempo studia economia e commercio all'Università di Catania, dove nel 2006 consegue la tanto agognata laurea. Dopo il traguardo accademico, però, a causa di una serie di vicissitudini legate al cambio di appalto nel servizio, Orazio si trova a percorrere strade alternative fino alla proposta di lavoro come Netturbino. Contratto regolare, ferie, contributi e soprattutto stabilità. Una proposta che accetta per garantire un futuro alla sua famiglia. Qua in Sicilia è difficile, soprattutto anche a Gela, avere un posto di lavoro da dipendente e quindi sostentare la famiglia in maniera adeguata, e questo me lo permette. Per questo ho detto va bene, continuiamo con questo tipo di lavoro. All'inizio Orazio ha vissuto questa nuova dimensione con imbarazzo, ma in suo soccorso è arrivato un alleato inaspettato, la mascherina protettiva, che è diventata una sorta di protezione dagli sguardi indiscreti. Ancora prima del Covid utilizzavo questo strumento di protezione individuale, perché la mascherina è uno strumento di protezione individuale, proprio per nascondermi il viso da questa situazione di imbarazzo, e poi è diventato uno strumento quasi
che non posso far nemmeno, e quindi è continuata così. Però ripeto, non mi vergogno più, ma la mascherina la tengo sempre. Oggi Orazio è anche dirigente sindacale e si batte per tutelare i diritti dei suoi colleghi netturbini. Il lavoro sì, ma il lavoro ovviamente deve essere un lavoro stabile, un lavoro che non ti permette orari fantomatici con paghe da fame. Quindi questo me l'è permesso e mi permette di avere molta dignità e molto sostentamento per la mia famiglia. La pagina degli spettacoli al Teatro Antico di Taormina ieri sera lo spettacolo di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, un viaggio nel tempo con la loro musica ma anche con la storia e le emozioni del nostro paese. Francesco Triolo. Ne ho capiti dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro le scarpe e corse il più veloce del vento. Il ritmo di Venditti, la poesia di De Gregori in un mix che ha trascinato gli oltre 5.000 spettatori del Teatro Greco di Taormina, scenario quanto mai suggestivo per la loro musica. 24 canzoni del loro repertorio più un omaggio a Lucio Dalla con la sua canzone che ha fatto emozionare e cantare tutto il pubblico. Canzone, cercala se puoi. Da Bombo non bomba, canzone d'apertura, alla leva calcistica della classe del 68 in poi è stato un ripercorrere anni di musica e di vita italiana, oltre 2 ore e mezza di spettacolo, colonne sonore di più generazioni, di momenti trascorsi, di chi si riconosceva in Alice piuttosto che in generale, e poi Notte prima degli esami, La donna cannone, Rimmel, Titanic, Giulio Cesare. Io mi ricordo 4 ragazzi con la chitarra, un pianoforte sulle spalle, come Pini di Roma, la vita non li spezza. Signor capitano, mi stia a sentire, ho belle e pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Il bis ha portato Buonanotte Fiorellino prima della chiusura con Ricordati di me, e sarà una notte da ricordare per chi c'era. Breve pausa e poi lo sport. Il Catania si presenta alla città, incontro istituzionale al municipio dove dirigenti, staff tecnico e giocatori hanno ricevuto il saluto delle istituzioni. Trantino dice dovete essere dei gladiatori e il Massimino la vostra arena. Poi foto di rito sotto l'elefante. Tonino De Mana. Avete presente i gladiatori, il Colosseo, il Massimino, deve essere la vostra arena. Il sindaco trantino fa gli onori di casa ed accoglie il Football Club Catania nel giorno della presentazione alla città, una città che vive di calcio e che attende con trepidazione l'inizio del campionato. Tifosi che stanno già facendo sentire la loro presenza con la campagna abbonamenti che ha già superato le 12.000 tessere. Venerdì sera si riparte e Catania-Crotone sarà l'anticipo assoluto della Serie C, una vetrina degna di palcoscenici superiori, lo ha ribadito anche l'amministratore delegato Vincenzo Grella, sottolineando che molti giocatori arrivati in questa sessione di mercato hanno scelto Catania, rifiutando club di Serie B. Hanno scelto il nostro progetto, hanno scelto questa città e io sono molto orgoglioso di questo. 12.000 abbonamenti, Massimino che praticamente splende, abbiamo visto ieri sera, ci sono tutti i tasselli giusti per fare una stagione di vertice. Sicuramente l'obiettivo del club è di fare un campionato da vertice, proponendo un calcio aggressivo, un calcio che rende orgoglioso tutti i nostri tifosi. Scalpi da Samuel Di Carmine, professione goleador. Non vediamo l'ora, sarà una grande emozione e speriamo di fare subito una bella gioia ai tifosi. Si aspettano tanto da dei tifosi perché diciamo saresti la ciliegina sulla torta, l'attaccante da doppia cifra. Ma intanto io ringrazio perché mi hanno fatto sentire un calore per me bellissimo, in queste settimane sono arrivato insomma,
e farò di tutto per dimostrare chi è di Carmine. Dirigenti, staff tecnico, calciatori e collaboratori sono stati presentati uno ad uno, poi sfilata tra ali di tifosi nell'atrio del municipio e foto di rito sotto l'elefante, simbolo di Catania e del Catania. Prima di chiudere, una notizia battuta dall'ANSA: 5 agenti di polizia penitenziari sono stati feriti da un detenuto nel carcere di Piazza Lanza a Catania. L'aggressione, rende noto il SAP, è avvenuta domenica scorsa. Secondo il sindacato, il detenuto ha colpito prima con una testata l'agente del reparto e dopo con calci e pugni gli altri colleghi intervenuti per bloccarlo. Durante l'aggressione, sostiene il SAP, inoltre c'è stato un blackout e il carcere è rimasto al buio per circa un'ora, visto che per il mancato funzionamento del gruppo elettrogeno. Bene, io mi fermo qui con questa edizione di Sicilia 24, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.